Lepo pozdravljeni v oddaji Žile. Benvenuti ad una nuova puntata di Žile, il programma dedicato alla rappresentativa di calcio FVG degli sloveni in Italia per il progetto Europeada. V soboto 22. junija se je nogometna reprezentanca Slovence v Italiji udeležila pokala narodnih skupnosti, ki je bil v Velikovcu na avstrijskem Koroškem. Žile so premagale Ladince z rezultatom 2-0 z goloma Kerpana in Jurena in domačine tima Koroška z 1-0. Tudi na tej tekmi je bil avtor zadetka igralec Juventine Kevin Kerpan. In tako so naše Žile osvojile prvo mesto na prestižnem turnirju v Austriji. Sabato 22 giugno la rappresentativa FVG degli sloveni in Italia ha vinto il trofeo delle comunità linguistiche tenutosi a Völkermarkt in Carinzia, battendo i Ladins con 2-0, gol di Kerpan e Juren, e i padroni di casa, il team Koroška Kerten, con 1-0 e gol del solito Kerpan, giocatore della Juventus. Po turnirju smo se pogovorili s pomožnim trenerjem in kapetanom ekipe. Oglejmo si intervju z Alenom Carlijem. Dopo il torneo abbiamo incontrato il vice allenatore e il capitano della squadra, Alen Carli. Gustiamoci questa intervista. Alen Carli, Žile so zmagale, torej reprezentanca Slovence v Italiji je dosegla prvo mesto na turnirju v Velikovcu. Si zadovoljen? Ja, sem zadovoljen, seveda. Mislim, smo si zaslužili prvo mesto, smo igrali dobro in predvsem smo se pripravili dobro z resnostjo na ta turnir. A cosa è dovuto quindi questo primo posto qui a Völkermarkt? È dovuto sicuramente all'impegno e alla serietà che ci abbiamo messo sia ai giocatori sia a tutti quelli che sono stati dietro all'organizzazione per questo evento. Kako je bilo na prvem srečanju, kako na drugem, kaj bi rekel torej o tehnično-taktični postavitvi ekipe na srečanju proti Ladincem in na srečanju proti timu Koroška? Ja, proti Ladincem smo igrali na manjšem igrišču, na sintetičnem igrišču, tako da žoga je tekla hitreje in je bilo bolj vroče. Potem smo se mogli hitro prilagoditi na drugo površino, na navadno travo in igrišče je bilo veliko. Ni bilo lahko, ker igrati 4 polčase po pol ure, vsekakor moraš biti dobro fizično pripravljen. Cosa ti senti di dire quindi sulle due partite, quella contro i Ladini e la seconda contro il team Koroška della Carinzia? Sì, sono state due partite comunque difficili, siamo partiti molto bene e la prima l'abbiamo giocata sul campo sintetico, su un campo più piccolo, mentre la seconda partita dopo abbiamo giocato sull'erba normale, su un campo con dimensioni più ampie, perciò ci siamo trovati nei primi minuti un po' in difficoltà per via del terreno. Buon auspicio quindi per Europeade dell'anno prossimo. Nedvomno je to dober začetek na poti do Europeade, ki bo naslednje leto. Sì, questo dà ulteriore entusiasmo e dobbiamo rimanere coi piedi per terra e ci dobbiamo preparare bene, però penso che abbiamo un anno di tempo e ci sono tutte le possibilità per fare bene. Bil si najboljši oziroma med najboljšimi na igrišču, se s tem strinjaš? Ne vem, to povejo drugi, jaz sem dal vse od sebe in sem se potrudil. Sem vesel, da sem del tega projekta in upam, da bom zdržal še eno leto. Ti rendi conto che sei stato tra i migliori in campo, cosa ne pensi? Sì, questo lo giudicate voi, io ho cercato di impegnarmi, dare il massimo e spero di esserci anche fra un anno. Tako torej Alen Carli, takoj po osvojeni zmagi. Na turnirju smo srečali tudi ekipo Ladincev, ki jo je vodil Giorgio Costabie. Tako je Giorgio odgovarjal na moja vprašanja. Dopo il torneo abbiamo incontrato anche l'allenatore della squadra dei Ladins, Giorgio Costabie, e quindi vediamo questa intervista fatta con lui. Giorgio, allora contento della partecipazione della squadra dei Ladini a questo torneo internazionale, com'è andata dal vostro punto di vista? È stato un bel torneo, l'importante è a questi tornei partecipare, dato che qui ci si trova fra varie minoranze linguistiche nei vari stati dell'Unione Europea, perciò l'importante secondo noi è partecipare. Anche sportivamente abbiamo svolto un buon torneo e siamo arrivati terzi, però solo terzi mediante differenza reti. I Ladini non sono nuovi a questo tipo di tornei, voi avete già partecipato all'Europeada?
Sì, il prossimo anno siamo alla terza partecipazione, il primo anno siamo arrivati 11esimi e l'ultimo anno, dell'ultima volta nell'Alto Adige siamo arrivati sesti, perciò ci stiamo migliorando e speriamo la prossima volta di arrivare in semifinale. Come e dove si estende la comunità dei ladini nel territorio italiano? I ladini sono estesi fra la regione Trentino-Alta Adige, la regione del Veneto, la Val Badia Val Gardena nella provincia autonoma di Bolzano, la provincia di Fassa nella provincia autonoma di Trento e Ampezzani e Teifodomi nella provincia di Belluno. Infine ci puoi salutare nella tua lingua madre, quindi in ladino? Al se ha fatto un gran plagais e saludeos slovens la mendranza chilotel friaut l'Italia e la confortum il prossimo anno a zuge contros e ste adem kungos e passe de belle sores. Hvala lepa tudi tebi. Do Evropejade manjka še leto dni, to dobro ve eden glavnih organizatorjev tega dogodka, sicer tajnik Slovenske športne zveze na Koroškem, Marko Lojbneger, ki nam je zaupal, kako se pripravljajo na ta pomemben dogodek. All'Europeada manca meno di un anno, lo sa bene Marko Lojbneger, uno degli organizzatori principali dell'evento, che ci spiega in sloveno e in inglese come si stanno preparando per questa grande festa sportiva. Marko Lojbneger, najprej to, kako si zadovoljen s potekom tega turnirja. No, s potekom pokala narodnih skupnosti sem zelo zadovoljen. Na začetku nam je še malo nagajalo vreme, ampak potem se je sonce ne samo tako prisijalo, temveč tudi na nogometnem igrišču. Videli smo visoko kvaliteto in vsaka čast našim rojakom z Italije, Žile, Evropejada, ki so to danes zmagali. Kako se pripravljate torej na prihodnje leto? No, jaz lahko govorim o organizacijski ravni Evropejade, za to športno plat sem ja oddal, to je zdaj pristojen naš selektor Marjan Velik. Kot predsednik organizacijskega komiteja moram pa reči, da smo s polno paro zdaj delamo, zdaj so že finalizirani igrišča in to posebnost, ki jo pač imamo pri naši Evropejadi, je ta Evropejada vas, po zgledu olimpijske vasi okrog Klobinskega jezera z enim centralnim šotorom, ko bo vsak dan potem kulturni program in veselica. Koliko narodnih skupnosti se je prijavilo doslej na Evropejado za leto 2020? Doslej imamo 24 moških ekip in 7 ženskih ekip. Zaradi velikega popraševanja smo pa še rok prijav malo podaljšali, tako da upamo magare celo, da pridemo na 30 moških ekip, 30 narodnih skupnosti. Can you tell us also something in English about Europeada 2020, how it's going and what are you preparing for all the teams? Yeah, 1 year to go to Europeada. We are in the final phase for the preparations and the organization. We have now 24 teams in the male tournament and 7 in the women's tournament, and we hope to get to 30 minorities who will play at Europeada 2020 in Carinthia. Za konec še nekaj posnetkov o veselju naših Žil po zmagi na Pokalu narodnih skupnosti. E per finire ancora qualche immagine dei festeggiamenti dopo la vittoria a Folkermarkt da parte delle nostre Žile. Vediamo. In to je vse v tej oddaji Žile. Hvala, da ste bili z nami in hvala našemu pokrovitelju. To je ZKB Trst Gorica. E questo è tutto. Grazie mille per essere stati con noi e grazie al nostro sponsor principale, ovvero la ZKB Trieste Gorizia. Lep pozdrav vsem in dajmo Žile!